Dopo aver attraversato la città, i manifestanti sono arrivati qui in piazza del municipio per la chiusura di questa giornata. Presidente Scanavino, un risultato importantissimo come numero, come affluenza, come partecipazione, ma perché le difficoltà sono davvero tante, gravi e accomunano tutto il nord Italia, tutte le regioni frutticole e agricole. Il grande risultato è che Agrinsieme è riuscita di aggregare attorno a questo problema la società civile, le altre associazioni economiche, i sindaci, i cittadini di Ferrara e questo vuol dire che il problema che vivono gli agricoltori, i frutticoltori in particolare, è un problema di tutti. Ora la politica deve rendersi conto che gli interventi pur meritevoli che sono stati messi in campo non sono sufficienti e che serve una politica di tutela delle coltivazioni, perché pagare danni è importante ma non è più sufficiente. Siamo sotto pressione continuamente dai cambiamenti climatici all'afflusso di nuovi fitofagi che continuamente invadono i nostri frutteti, i nostri vigneti. Ci vuole una politica strategica per difendere l'agricoltura dalle avversità che in ogni momento diventano più potenti. Quindi ci devono essere impegni sia a livello nazionale anche a livello europeo e voi farete ancora azione di pressing sui parlamentari europei? Noi stiamo facendo pressing quotidianamente perché ci si renda conto della gravità del problema, perché si presidino meglio le frontiere sotto l'aspetto fitosanitario. Tutti i fitofagi di cui parliamo sono tutti di importazione e questo non va bene, perché bisogna proteggere, bisogna avere frontiere libere per i commerci e molto attente per le questioni fitosanitarie. Questo è ormai un imperativo categorico che noi dobbiamo porre, che la politica deve capire. Noi non possiamo più importare strumenti che costituiscono un danno ormai insopportabile per le nostre culture. Franco Verascina, presidente nazionale di Copagri, in piazza con Agrinsieme perché l'agricoltura e l'agroalimentare stanno vivendo un momento difficilissimo. Sì, alla questione della redditività. Oramai non c'è più reddito per le aziende, si produce in perdita, si è aggiunta anche la sciagura della cimice asiatica e qui non arrivano le risposte. E qui siamo apposta in piazza per chiedere le risposte, per chiedere gli impegni ben precisi, perché questa gente che è accorsa qui in massa oggi a questa manifestazione chiede di poter continuare a vivere del proprio lavoro e chiedono dignità per un lavoro che amano e vogliono restare in queste terre. Quindi le giuste risorse devono essere assegnate, altrimenti sono destinate a scomparire. Noi non possiamo permetterci che un'agricoltura fiorente come la nostra, un'agricoltura fiorente come quella della Padania, con il frutto che dà, non possa competere sui mercati a livello globale. Massimo Giansanti, presidente nazionale Confagricoltura, migliaia in piazza per chiedere che cosa? Per chiedere innanzitutto il rispetto dovuto a un settore fondamentale dell'economia nazionale che è l'agricoltura. Se oggi gli italiani mangiano è perché ci sono gli agricoltori italiani che producono con tante sofferenze, subendo gli effetti del cambiamento climatico. Il dramma vissuto con la cimice è un qualcosa di incredibile. Gli agricoltori stanno soffrendo, non stanno producendo. I nostri cittadini vogliono continuare a mangiare prodotti italiani e i nostri produttori vogliono produrre. Per poterlo fare abbiamo bisogno innanzitutto di strumenti che ci possano consentire di lottare contro la cimice, quindi essere messi in condizione di eliminare questi fastidiosi insetti che stanno distruggendo le nostre coltivazioni e dall'altro un aiuto economico concreto per i danni subiti. Presidente Bonaccini, l'agricoltura è in piazza, un grido d'allarme, rischiamo di perdere un settore fondamentale. A che punto è nell'agenda, quale sarà della nuova giunta? Intanto sono qua perché abbiamo già iniziato ad occuparcene da un po' di tempo. Siamo stati la prima regione a perimetrare ad esempio tutti i confini che servono per gli interventi nel contrasto alla cimice asiatica poche ore dopo che il governo prese il provvedimento a livello nazionale qualche settimana fa. Abbiamo incontrato la ministra Bellanova insieme a tutte le associazioni agricole in sede di regione pochi giorni prima del voto da un punto di vista proprio istituzionale. Il precedente governo mise 0 euro, nonostante siano 3 anni che si sapeva di questo problema. Questo governo e la ministra Bellanova in particolare hanno già messo 80 milioni di euro, che non bastano ma è già un primo passo. Noi chiediamo il raddoppio come regioni, tutte insieme.
Abbiamo ottenuto che le banche da pochi giorni abbiano dato il via libera alla, tra virgolette, proroga fino a 24 mesi per il pagamento delle rate dei mutui, e questo è il primo elemento più importante di sollievo, altrimenti le aziende rischierebbero di essere uccise. Il secondo è aver ottenuto che dalla prossima primavera la Vespa Samurai possa essere utilizzata come antagonista, no? Come elemento di contrasto, anche quello naturale a questo dramma. Dall'altro sarò mercoledì a Bruxelles, sono stato riconfermato presidente del Consiglio dei Comuni delle Regioni d'Europa, oltre 100.000 enti locali, incontrerò gli europarlamentari di tutte le forze politiche emiliano-romagnoli ed incontrerò anche la delegazione del Partito Socialista Europeo a livello proprio europeo, perché l'Europa deve mettere mano in un fondo straordinario per dare ulteriori risorse, perché i danni arrecati sono drammatici. Bisogna da un lato garantire ristoro per i danni che ci sono stati, risarcimento, ma dall'altro non basta nemmeno solo quello, perché serve un contrasto che sia permanente e definitivo per i prossimi anni. Noi come Regione abbiamo messo ulteriori milioni di euro e adotteremo un piano straordinario appena si insedierà la nuova giunta, che conto di nominare entro 15 giorni. E da qui da Ferrara è tutto, si chiude il nostro collegamento, restituisco la linea, una breve pausa, poi linea a Gabriela Pirazzini.